L'emergenza coronavirus ha avuto sicuramente effetti negativi sull'economia italiana, ma non sono da sottovalutare i contraccolpi psicologici di questi 2 mesi di lockdown. A indagare su questi aspetti la CNA, che ha elaborato una ricerca a livello nazionale su un campione di 14.000 aziende, 239 delle quali sarde, dalla quale risulta che il 65% degli artigiani è molto preoccupato e soltanto il 2,1% guarda al futuro con un po' di ottimismo. Inoltre le imprese sarde giudicano poco chiare e di difficile applicazione le misure di distanziamento sociale imposte dal governo e reputano gli interventi a favore dell'economia insufficienti ad arginare la crisi in atto. Dall'indagine però emerge che il 47% degli artigiani sardi condivide la scelta di una ripartenza graduale prevista dalla fase 2. Solo l'8,7% avrebbe voluto ripartire subito anche a costo di una nuova ondata di contagi. Quanto al lockdown, il 71,1% delle imprese sarde ha interrotto l'attività dopo il 23 marzo, il 72,4% delle imprese con dipendenti ha chiesto ammortizzatori sociali, in particolare nel manifatturiero. Le maggiori perdite di fatturato sono previste dalle imprese turistiche, 70-80% in un anno. Nella moda si teme un calo del 50%. Solo la metà delle imprese sarde si è dotata di dispositivi di misure di sicurezza imposte dal governo per riprendere l'attività. Secondo Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA Sardegna, la risposta in questa fase dell'emergenza sanitaria, che ha imposto pesanti restrizioni alle libertà individuali e la chiusura di gran parte delle attività economiche, è stata encomiabile. Per ridurre gli effetti disastrosi provocati dalla pandemia, meno 9,6% la contrazione del PIL attesa, è urgente aprire da subito il cantiere della ricostruzione. È necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali per un programma di ricostruzione economica che definisca quantità, procedure e modalità di allocazione delle risorse disponibili.